Veniva chi non mi scallata, che su cuore in trebolea, su vento chi mi trumentata, che cosa luca sempre, su che luchi massimizzata, che cosa a mano forte chi, cosa chi ma casazzata. So chi cane ti intendere, coro meu, devur meu, so chi cane ti biere. Ci troviamo a Nurri, esattamente all'estremità settentrionale dell'altopiano Taccu de Nurri. Si tratta di un nuraghe Iscanjalis che appunto si trova in una posizione veramente privilegiata sulla valle del Flumendosa, da quale si possono appunto ammirare anche tutte le zone circostanti. Ci raccomandiamo, visitate i nostri siti social, YouTube, Facebook, Instagram e TikTok. E che dire, andiamo a visitarlo? No, ci andiamo dopo la sigla! Prima di andare a visitare il nuraghe ci godiamo questo magnifico panorama sul fiume Flumendosa. Vediamo se è possibile accedere da qui. Eccoci arrivati sulla cima del nuraghe, veramente uno dei posti più belli, panoramici ed emozionanti della Sardegna. Si tratta di un nuraghe di tipo Atolos complesso, formato da una torre troncoconica e da un corpo che è stato aggiunto frontalmente, in cui si possono individuare un cortile semicircolare rifasciato nel settore sud-ovest e la base di una torre a nord-est. Ed è stato costruito, il nuraghe è stato costruito con dei grossi blocchi di dolomia tagliati in modo regolare e disposti a filari. Scendiamo molto lentamente per vedere se si riesce a scorgere qualcosa da questo punto qua. Ah sì, forse si scorge una finestrella di scarico con l'architrave. Non vediamo, diciamo, altri accessi o altre
possibilità di poter visitare internamente il nuraghe, quindi purtroppo ci fermiamo qui, ma comunque siamo paghi della bellezza del panorama che stiamo vedendo. Si conclude la puntata al nuraghe Iscanjalis, purtroppo c'è stato poco da raccontare, però le immagini hanno parlato per noi. Vi invitiamo assolutamente a visitare questo posto, non è proprio facilissimo l'accesso, però comunque ci si arriva abbastanza tranquillamente. Vi raccomandiamo di seguirci sui nostri social e anche di iscrivervi a YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. Che dire di altro? Alla prossima! Ciao! Ciao a tutti!